Da sabato sera Mestrino è il comune più fortunato d'Italia. Qui sono stati vinti, pensate, ben 94 milioni di euro al Superenalotto e in paese è caccia al vincitore. Una vincita record tra le più alte della storia del concorso. La schedina da 2 euro è stata giocata poche ore prima dell'estrazione qui da Moreno Market, piccolo supermercato tabaccheria di via Martignon. 94 milioni di euro, tanto porterà a casa il fortunato. La mia clientela è abituale, cioè tutte facce conosciute, diciamo. C'è un identikit, qualche supposizione? Ci sono voci che mormoreano in paese, ma sono voci di paese. Voci di paese dicono che il vincitore sia una persona residente nella frazione di Lissaro, ma nulla di confermato. Michele, che ha stampato la ricevuta di gioco, spera si tratti di una famiglia bisognosa e che si ricordi di lui. C'è un tasto da premere quando esce la schedina. Questo è stato il dito magico. Magari lo premiamo, una piccola ricompensa sarebbe ben gradita. Ovviamente in paese non si parla d'altro, tra supposizioni e voci tutti fantasticano su come spendere i 94 milioni di euro. Che sia una persona che ha bisogno. Ma cosa si fa con 93 milioni di euro? Non ne ho idea, talmente tanti che il primo pensiero ai figli. Finirei di pagarmi la casa visto che ho il mutuo, mi comprerei una macchina nuova visto che non ce l'ho adesso, tante cose, e aiuterei gli altri. Farei la piscina a Mestrino. Paese fortunatissimo proprio, sono contenta soprattutto per chi ha vinto. Spero, come ovvio, non sia piovuto sul bagnato, che sia una famiglia che abbia bisogno. E ci sono già le prime richieste. Un bambino romano di 9 anni ha scritto una lettera al fortunato mestrinese chiedendo una casa, visto che lui la sta per perdere. Ora il plurimilionario ha 90 giorni di tempo per presentarsi con la ricevuta negli uffici della Sisal di Roma e Milano. Il premio viene pagato in 30 giorni. Lo Stato tratterrà il 6% della vincita, pari a 5,6 milioni di euro. Insomma, si dovrà accontentare, si fa per dire, di 88 milioni e mezzo di euro.